Lunghissima seduta quella di ieri pomeriggio, durante la quale si sono registrati due importanti fattori. Il primo possiamo definirlo una quasi vittoria, una vittoria, leviamo il quasi, dell'opposizione, che è quello di aver presentato e votato, visto che ormai rappresentiamo una maggioranza in consiglio comunale e la maggioranza di Firetto, in appoggio a Firetto, è diventata una piccola minoranza all'interno dell'aula consiliare. Abbiamo presentato e votato, dicevo, una mozione che impegna questa amministrazione portandola a quel famoso sacrificio che oggi vede protagonista solo la città. Abbiamo chiesto, votato e approvato l'azzeramento delle indennità di tutta la giunta e del presidente del consiglio comunale, che oggi, se facciamo due calcoli, ci costa fior di quattrini. Dobbiamo ricordare che un assessore percepisce 3.666 euro, che, se facciamo un calcolo, in 3 anni sono all'incirca 150.000 euro. Questo è il primo fattore, quindi possiamo essere soddisfatti nell'aver iniziato un percorso per l'azzeramento e per dare l'esempio alla città, che non è l'unica a dover patire, ma in momenti di crisi il primo a dover dar l'esempio è colui che ha la funzione del buon padre di famiglia, ovvero dell'amministratore. Il secondo fattore, che invece mi sconcerta e mi disarma, è uno scontro, l'ennesimo, con il presidente Catalano, che impedisce alla sottoscritta di pubblicare, riprendere la propria immagine, quindi la mia immagine, durante l'esercizio di una funzione pubblica. Voglio ricordare ai colleghi di maggioranza, di opposizione e al presidente Catalano che noi siamo soggetti pubblici nel momento in cui rivestiamo una carica pubblica e abbiamo il dovere di rendere conto e di pubblicare al massimo quella che è la nostra azione politica per subirne, e non lo uso a caso questo termine, il giudizio e la valutazione del popolo che ti ha votato. Quindi il fatto che mi si sia limitata o si cerchi di limitare, parlando di una sorta di privacy, quello che è un intervento pubblico e la pubblicazione di un intervento pubblico, mi indegna e mi fa paura, perché è un precedente gravissimo del quale non capisco le motivazioni.